Loro stanno lottando da sopra. Vedi i muri che sono là. Da governatore a cicerone, lo ha usato lui stesso stamane questo paragone, ne avrebbe volentieri fatto a meno, forse. Cicerone o forse ancora meglio un Virgilio che porta i suoi Dante a far vedere l'inferno, quello della montagna. Oggi è il giorno del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Lo Stato che in questi giorni si muove nella montagna ferita. L'obiettivo è chiaro, non spegnere i riflettori. Questo è il grande rischio di un po' di tutte le tragedie, no? Chiodo scaccia chiodo, quindi dobbiamo evitare che questo accada. Ma io so come fare a tenere alta l'attenzione, anche perché qui i boschi ce li abbiamo tutti a terra, i cittadini stanno sparando fango e detriti e i danni ci sono visibili, non ce li dobbiamo inventare. Intanto la montagna grida, quei 250 milioni promessi a breve dal governo, ma per tutta Italia, non bastano al Veneto in ginocchio. Ci saranno altri stanziamenti, immagino che poi si andrà a rimpinguare questa cifra e del resto è passata una sola settimana o poco di più dall'evento. Noi abbiamo danni per 1 miliardo, poi è pur vero che dovremo fare una contabilità che sia precisa, quindi la faremo proprio nelle prossime settimane. Dall'altro sono fiducioso perché esponenti del governo e anche chi non è nel governo sono tutti impegnati affinché il Veneto possa avere il suo ristoro. Io direi che è fondamentale intervenire nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. I sindaci chiedono a Roma di fare più sforzi per il Veneto. Zaia promette saremo sentinelle e soprattutto sa quale carattere possono mostrare i veneti. Siamo specializzati a trasformare i problemi in risorse. E lo dobbiamo fare anche in questo caso, è un momento di valorizzazione della montagna, debbono arrivare le risorse e non ci siamo fatti trovare impreparati, a parte con l'emergenza e quindi come siamo intervenuti e questo tutti ce lo riconoscono, ma anche rispetto alla montagna, mondiali di sci, Olimpiadi e molto dibattito sulla montagna, quindi non si dica che la montagna è dimenticata perché se no mi arrabbio. In attesa dei fondi, ripartire in tutti i modi, anche e soprattutto sostenendo la montagna. Una forma di volontariato e di donazione è anche quella di venire in Veneto, lo dico a tutti quelli che magari hanno problemi per versare €1 perché non sanno chi se lo mangerà sto euro, che hanno avuto problemi perché tecnicamente e logisticamente non arrivavano qui, c'è un'ultima chance, venire qui a consumare in Veneto soprattutto e in particolar modo nelle zone che hanno avuto la tragedia.